non possiamo ripetere ciò che è successo. Per carità, degli errori si possono fare, siamo esseri umani, ma approfittarsi delle disgrazie del popolo, perché anche noi siamo il popolo, quindi siamo tutti in disgrazia, mentendo o facendo, diciamo, atti o accordi vergognosi che curano solo i propri interessi, questo non è più accettabile. Il Paese ha bisogno del suo popolo, le nostre famiglie, il nostro Stato, la nostra nazione, ognuno di noi è al disastro, non c'è più futuro. Questo è un Paese che non ha futuro, perché io sfido qualcuno a dirmi entro un mese se sa cosa può fare a livello di sopravvivenza, no? Di iniziativa che stiamo prendendo. Cioè, abbiamo qualche iniziativa? Qualcuno di voi sa, è certo che fra un mese sta bene? È solo una questione di tempo, oggi tocca a lui, domani a me, dopodomani a voi. Vabbè, se vogliamo aspettare, aspettiamo. Io non credo che dobbiamo aspettare, la ragione è stata dalla nostra parte, la convinzione è stata dalla nostra parte. Umiltà nel riconoscere i propri errori, perché è doverosa, umiltà nel dialogare con la gente, senza menzogne e senza falsità, cosa che spesso qualcuno per emergere, mi dispiace dirlo, ha usato. Questo non deve accadere. Tutti voi, soprattutto chi è stato in mezzo alla strada, chi ha preso il freddo, chi ha lottato, credo che ha fatto abbastanza esperienza per capire quando qualcuno di noi sta facendo un gioco sporco, e va fermato per il bene di tutti, va fermato. Voi pensate che ci sia un'alternativa a ciò che stiamo facendo? Pensate che si possa fare qualcos'altro? O pensate che questa classe di banditi perché sono banditi, ci ritirano le nostre sovranità o rispettano il nostro volere? Pensate questo? Se qualcuno pensa questo, per carità, è giusto che vada dall'altra parte e faccia quello che vuole, però a breve si deve scegliere, attenzione, o di qua o di là.